Bentornati, continuiamo a parlare di Venezia, con noi Felice Casson e Luigi Brugnaro, candidati sindaco, candidati a gestire la città più bella del mondo. Andiamo con il prossimo contributo. Abbiamo intervistato un esercente, una ragazza che gestisce un proprio bar insieme a sua sorella. Ha subito un'effrazione recentemente, siamo andati ad intervistarla per capire e chiederle che cosa lei chiederebbe al prossimo sindaco. Ci aspettavamo una risposta, invece è stato tutt'altro. Prego. Beh, in realtà per lo scasso ormai è già acqua passata. Quello che adesso a noi scandalizza molto è stato l'aumento dei parcheggi. Se ci chiudete tutte quante le strade e ci affossate con spese sopra spese, noi non possiamo esercitare il nostro lavoro e di conseguenza le attività soffrono da morire e continuiamo ad andare da mangiare ai grandi centri commerciali che continuano a soffocare la nostra zona. La sicurezza preoccupa un po' meno. E in realtà ci sono sempre degli episodi sporadici, ma ormai sembra che facciano parte del vivere di tutti i giorni, perciò riusciamo un po' anche ad arrangiarci tra di noi. Quello che noi vorremmo è lavorare bene. Lavorare bene. Brugnaro, cosa rispondiamo a Francesca? Rispondiamo che ha perfettamente ragione. Io credo che siano proprio le due facce della stessa medaglia. Da una parte durezza con la gente che non fa niente, con la gente che ha vissuto una vita intera senza lavorare. Durezza anche morale, etica, non è soltanto una questione di scelte così spicciole operative, proprio sono questioni etiche importanti. Io credo nello sport perché nelle palestre ci si sacrifica, si suda, si lotta, si impara anche a perdere, a cadere, si impara a rialzarsi, si impara la sfida, si impara a competere. C'è il merito, c'è il talento, c'è il riconoscimento di questo. Ecco, in questa città dobbiamo riportare il lavoro. Dobbiamo riportare il lavoro, non basta soltanto costruire programmi sofisticati, eccetera, discorsi, convegni, ne abbiamo sentiti di tutti i tipi. Qui ci vogliono scelte specifiche. Noi dobbiamo, a Porto Marghera abbiamo perso 40.000 posti di lavoro, cioè non so se vi rendete conto, 40.000. Negli ultimi 20 anni non è stato costruito nulla. Nulla in 20 anni, non in 2 anni, in 20 anni, perché abbiamo, tra le altre cose, noi abbiamo la zona di Porto Marghera, è stata considerata SIN, è entrata nel sito dell'interesse nazionale. Dobbiamo uscire dal SIN, perché sta cosa non ha nessun senso. È una cosa nostra, locale, dobbiamo rivedere i protocolli che sono stati messi a queste bonifiche, perché sono protocolli troppo stringenti, unici al mondo. Per cui questa cosa, insieme applicata anche a Murano col vetro, ha fatto non soltanto chiudere le aziende, ma soprattutto non ne ha fatte arrivare di nuove. Dobbiamo fare una grande agenzia di sviluppo e fare un grande piano operativo per riportare gli investimenti in questa città. E siccome gli investimenti camminano sulle gambe di persone, di uomini, bisogna parlare con loro. Venezia deve tornare a parlare col mondo, non solo offrirgli il caffè. Dobbiamo prendere i 20 milioni di turisti e dirgli: guardate, quando avete finito di trovare una città bella, pulita, confortevole, senza degrado, venite a investire a Venezia. Questo è il nostro progetto e vale per tutti, è trasversale. Casson. Ma con questa intervista è stato toccato l'altro grande tema di Venezia, perché dai primi interventi si parlava di casa, residenzialità, di poter vivere e quindi dare possibilità, in particolare ai giovani, di avere uno spazio vitale anche per creare nuove famiglie. In questo secondo intervento c'è stato il tema del lavoro e se non si dà casa e lavoro non si va da nessuna parte. Quindi innanzitutto sul tema della casa bisogna dare la possibilità a chi vuole rimanere di poter andare anche in alloggi pubblici, ovviamente aiutati dal comune quando è necessario, specialmente i giovani, con affitti agevolati, utilizzando anche le strutture pubbliche che esistono, che sono bloccate, che sono ferme, alcune hanno bisogno soltanto di piccoli restauri, quindi dare questa possibilità. In secondo luogo c'è far ripartire completamente la nostra zona economica. Il riferimento che è stato fatto al SIN come sito di interesse nazionale non è esattamente così, perché il SIN è servito per due cose: uno, per dare fortissimi finanziamenti, per intervenire per le bonifiche, per dare una possibilità economica. Questa era l'intenzione, questo era l'aspetto positivo auspicato da tutti i veneziani. Il secondo aspetto, che è quello negativo in questo momento, è quello dei vincoli di burocrazia che legano le imprese, legano quelli che vogliono investire. Non a caso, proprio su questo SIN di Marghera, ho proposto, come abbiamo proposto poi tutto quanto
tutti quanti in Senato hanno proposto, di riproporre una nuova legge speciale per Venezia che dia la possibilità di sburocratizzare al massimo, di levare le pastoie burocratiche, le difficoltà, i tempi eterni per avere un'autorizzazione, perché quando un imprenditore vuole investire in queste zone non ne viene più fuori perché deve andare dall'avvocato, dal commercialista, dall'ingegnere, poi deve andare al ministero, in regione, in provincia, al magistrato alle acque, diventa matto. Allora semplifichiamo, unifichiamo le competenze su Marghera, sulle bonifiche, sul lavoro, un'autorizzazione unica, una procedura unica, il cittadino, l'imprenditore sa da chi andare e a questo ufficio si rivolge, così vedremo che i capitali verranno attratti e funzioneranno. Noi siamo andati a intervistare, prima di passare ai giornalisti con una domanda, abbiamo intervistato un cittadino veneziano, è stato un po' un caso, però concedetemi questi 30 secondi di simpatia. Primo, si chiama Primo, sentiamo un attimo come risolverebbe il problema dei parcheggi in Venezia. La situazione dei parcheggi mi sembra paradossale, nel senso che praticamente tutto il territorio comunale è occupato da strisce blu senza che ci sia un'alternativa di parcheggi gratuiti, soprattutto per il centro in difficoltà per l'accesso con le macchine e per la realtà produttiva degli esercenti. Il mio consiglio che do ai cittadini, ed è una provocazione, è quello di non mettere più nessun tipo di pagamento sulle proprie vetture, che tanto le multe poi alla fine, visto i prezzi elevatissimi, saranno alla pari di quello che in effetti si dovrebbe pagare. E allora non rompiamoci più le scatole di cercare le macchinette per mettere i soldini, eccetera, non si paghi, che tanto con le 4-5 multe all'anno che ci cacciano andremo probabilmente pari con la spesa o addirittura ne guadagneremo. E questa è la proposta di un cittadino veneziano. Lasciamo a voi a casa valutare se seguirla oppure no. La Stampa, con noi Claudio Campagnolo. Prego. Sì, volevo collegare a questo intervento simpatico di Primo. Sì. C'è un'app gratuita che segnala città per città dove sono i parcheggi non a pagamento e credo che probabilmente a Venezia quest'app avrebbe vita dura, almeno da quanto emerge questa sera. Una domanda proprio secca e anche proprio rivolta ad ognuno dei due sul programma elettorale del vostro candidato. Che cosa non vi convince e perché non lo voterebbe? Naturalmente Casson nei confronti di Brugnaro e viceversa. Quindi Casson perché non voterebbe Brugnaro? Questa è la domanda? Esatto. Prego Casson. Essenzialmente perché è un programma composito, contraddittorio, con forze contraddittorie al proprio interno. Perché se prova a pensare anche a esponenti che fanno parte non solo della lista civica a Brugnaro, ma delle forze politiche che si sono accasate con Brugnaro oggi pomeriggio, vedo che c'è una destra, c'è una Lega, c'è una parte di mondo cattolico, sulla sicurezza sono totalmente in contraddizione l'uno con l'altro, per quanto riguarda l'economia lo stesso, e vedo una difficoltà di mettere assieme un programma credibile. Fino a quando noi cominciato questo ballottaggio, era difficilmente comprensibile quale potesse essere il programma di tutti i candidati che rappresentavano la destra, perché si andava da uno di un certo tipo a quell'altro, si dicevano le cose l'uno contro l'altro. Quindi adesso che sono messi assieme vedremo quale sarà il programma. In questo momento non mi è ancora dato di sapere. Ancora un minutino, lo vuoi usare? Non mi è dato di sapere, quindi quando lo sapremo potrò dire perché. Però c'è questa contraddizione fortissima tra l'uno e l'altro. Brugnaro, poi vorrei anche la risposta però da parte delle rispettive parti, prego, sul programma di Felice Casson. No, io invece il senatore Casson sinceramente lo voterei se non fosse stato un magistrato, un PM, lo voterei se non fosse stato 9 anni senatore della Repubblica, lo voterei se si fosse dimesso per fare questa campagna elettorale, perché lui è ancora in carica. Io mi sono dimesso da tutte le cariche e ho anche dichiarato pubblicamente che se perdo farò il consigliere di opposizione a tempo pieno, non a tempo intermezzo, cioè non vado in Senato, torno indietro. Io ho detto tranquillamente e ritengo anche che la destra abbia una colpa a Venezia, sicuramente meno grave della sinistra, però non ha fatto un'opposizione seria come doveva essere fatta e io l'ho già detto più volte, lo ripeto, non ho mai avuto una tessera politica in tasca, né di destra né di sinistra e ho fatto un progetto trasversale. È per questo che il senatore Casson fa fatica a capire il nostro programma, perché il nostro è un programma civico che riguarda tutti.
riguarda le famiglie, riguarda anche le persone che hanno votato e che voteranno lui. L'importante, io lo dico sempre, lo dico e lo ripeto anche pubblicamente, quando io sarò sindaco, se sarò io sindaco, le porte del nostro comune saranno apertissime a tutti quelli che lavorano e vogliono vivere del loro lavoro e della loro dignità. Sono invece in grande contrasto con i centri sociali e tutti quelli che invece fanno confusione. In questa città c'è un partito del no, strisciante da 20 anni, che continua a dire no a tutto, no al Mose, no alle navi, no alle bonifiche e anche no all'Expo. All'Expo, che è una grande esposizione universale, dove il governo, vorrei ricordare che il governo in questo momento è presieduto da Matteo Renzi, lo stesso governo che ha firmato il Job Act, che come Confindustria abbiamo approvato, abbiamo seguito anche con diversità di vedute, ma il popolo del lavoro vuole cambiare l'Italia. Il senatore Casson ha votato contro il governo Renzi, ha votato contro le riforme dell'Italia. Io sono a favore di Zaia, sono a favore di Renzi, sono a favore di tutte le persone che vanno a governare, perché è difficile governare e dobbiamo farlo da buoni padri di famiglia. Possibile una risposta? Casson a Brugnaro, Brugnaro a Casson, prego. Dimostra di essere disinformato perché non ho votato contro, quindi non è vero, non ho partecipato al voto, avevo diverse critiche di contenuto per migliorare tutta la riforma del lavoro, quindi è disinformato, non so chi gli ha dato questa notizia sbagliata. I centri sociali non so cosa c'entrano, non c'è nessuno nelle mie liste che faccia parte dei centri sociali e siamo esattamente al contrario di quello che ha detto, nel senso che vogliamo fare a Marghera, sono stato al padiglione Expo di Venezia più volte, sul discorso grandi navi abbiamo delle alternative chiarissime, sul discorso dell'economia su Marghera bonifiche chiaro, sui flussi turistici lo stesso, siamo totalmente in positivo. Fare bene nel rispetto delle regole, questa è semplicemente la norma. Per quanto riguarda tutto il resto, bisogna sapere che ci sono dei passaggi istituzionali dal Comune alla città metropolitana quando sarà istituita, alla Regione al livello nazionale, in cui è indispensabile avere i contatti e quindi bisogna intervenire. Senza andare ieri in campagna elettorale, ho ritenuto opportuno interessarmi comunque di Venezia, avere contatti col governo che ha garantito un intervento immediato per dare respiro alle finanze del Comune di Venezia, con una norma che sarà inserita nel decreto sugli enti locali all'esame del Consiglio dei Ministri martedì, che porterà al Comune di Venezia, intanto per iniziare, 7 milioni di euro per superare le emergenze. Ho perso una giornata di campagna elettorale, può darsi, però ho fatto una cosa nell'interesse dei cittadini di Venezia, per risolvere i problemi che hanno a che fare con i dipendenti, i tagli che ci sono stati, soprattutto ai servizi sociali, soprattutto agli asili nido, soprattutto a quegli spazi bimbi che tanti problemi hanno. Io ho cercato di dare una mano, ho perso un giorno di campagna elettorale. 13 secondi, possiamo chiudere? Benissimo. Brugnaro, in risposta agli apparentamenti e al programma. No, io voglio rispondere a cosa, come non c'entra niente con i centri sociali. Cioè, i centri sociali, SEL e Rifondazione Comunista hanno vinto le primarie del PD. Cioè, non ero io sul palco insieme a Tommaso Cacciari l'altro giorno con i Nono Grandi Navi. Gli stessi, vorrei ricordarlo, gli stessi, che sono andati in Piazza Ferreto domenica scorsa, a far cagnara, perché c'era il comizio di Salvini, regolarmente autorizzato in Piazza Ferreto, con il cordone degli uomini che ci sono ancora nelle istituzioni di carabinieri e polizia, e unico caso al mondo, non in Italia, al mondo, i centri sociali attaccano i carabinieri, coi gommoni per carità, no, sono sempre non violenti eccetera eccetera, però sono andati a... Ditemi se questa qua è democrazia. Questi adesso hanno vinto le primarie del PD e appoggiano il senatore Casson, ma è una cosa che sanno tutti, cioè, se vogliamo negarlo, per carità, adesso qua va ben tutto, tanto ormai. Seconda cosa, se il senatore Casson dopo 9 anni che fa la legge speciale, non l'abbiamo ancora vista, perché io non ho ancora capito, non perché non lo capisco io, ma perché non c'è la legge speciale a Venezia, mentre la città metropolitana l'abbiamo fatta, perché proprio io in Confindustria ho insistito per farla e ancora non è venuta fuori come la voglio io, perché la città metropolitana deve venire fuori alla fine che tutti devono votare, tutti i comuni dentro la città metropolitana devono avere il voto. Questa cosa l'ho sempre detta e dico andiamo avanti, accettiamo pure un compromesso iniziale, ma dobbiamo arrivare a questo perché è fondamentale e questa cosa potrà essere interessante se noi allarghiamo la legge speciale, quella vera, quella che penso io, e io penso che il governo se dà dei milioni, io ringrazio il senatore Casson, immagino che sarà sicuramente tutto merito suo, ma penso che il governo pensi che una città intera non sia sede di Casson o di cosa, siamo 300.000 persone, magari lo facevano lo stesso, va bene, comunque io a questo governo credo, sono convinto che le persone che governano lo facciano per buona fede, cerchino di dare una mano ai cittadini, per cui bene gli interessamenti di tutti e sarà bene che anche nell'opposizione ci sia questa
capacità di relazione col governo. La cosa importante da dire è che poi alla fine l'economia gira sulle persone, gira su queste cose qua, e questa roba invece i centri sociali non l'hanno capita e dicono sempre no a tutto, e noi non riusciamo a portare qua gli interventi. Questo è il punto, non riusciamo a fare arrivare gli investimenti. Si è bloccato il tempo, mi blocco io. Grazie, benissimo. No, allora io credo che abbia un po' le idee confuse, perché ad esempio all'interno della coalizione di destra che sostiene il candidato Brugnaro c'è chi è a favore della città metropolitana, chi non la può vedere, chi vorrebbe la separazione Venezia-Mestre, chi assolutamente no, bisogna decidere da che parte stare. Poi idee confuse perché che io sia contro ogni forma di violenza e pacifico da sempre non lo può mettere in dubbio nessuno, perché ho avuto modo anche purtroppo di fare anche indagini di terrorismo da una parte e dall'altra e aver sempre combattuto l'illegalità. Quindi certamente a me queste cose non possono essere attribuite e certamente non hanno niente a che fare con quello che riguarda le liste. Ripeto, sulla questione delle grandi navi, ho sempre detto, ho trovato addirittura gli armatori, sono venuti da Miami, gli spedizionieri, gli agenti marittimi, gli armatori da Roma, di tutte le varie società interessate, per spiegare che bisogna assolutamente conservare l'attività crocieristica a Venezia per tutelare i posti di lavoro, però bisogna salvaguardare la laguna, e chi ama Venezia e chi conosce il mare, chi conosce la laguna, sa che scavare qualsiasi grande canale all'interno della laguna vuol dire distruggere la laguna, perché vuol dire portare un braccio di mare direttamente alle fondamenta della città. Questo vuol dire, ormai l'hanno capito tutti che non si può scavare. Direi abbiamo portato tutti i candidati sindaci su questa posizione e mi fa molto piacere. Ribadisco, abbiamo delle alternative. Decidiamo in fretta, questo soprattutto, perché quello che ci hanno raccomandato armatori, spedizionieri, eccetera, ci hanno detto decidete in fretta che cosa fare, perché noi vogliamo investire, vogliamo rimanere a Venezia e siamo totalmente d'accordo, in tempi rapidi, per poter pianificare le attività imprenditoriali, per poter tutelare o anche aumentare i posti di lavoro. Non è vero. Non è vero, perché gli armatori ti hanno detto che le navi devono tornare alla marittima e devono stare alla marittima, e l'hanno fatto in un documento pubblico, perché ci ho parlato e li conosco bene, perché tu sai, ti ricorderai che sono presidente di Confindustria, forse ci dimentichiamo che l'economia gira attorno all'economia, no, non è che gira attorno a discorsi vaghi. E spiego ancora una volta, l'abbiamo detto da 6 anni, non serve scavare nessun canale, è solo la solita disinformazione. Allora, torniamo un attimo alla moviola. I centri sociali esistono a Venezia e sono il partito del no, e certamente hanno vinto le primarie e si candidano a governare. Bettin è diventato presidente di municipalità di Marghera, non diciamo di no. E Tommaso Cacciari insieme sul palco c'eri, non c'ero io. Punto. Seconda cosa, sui canali non dobbiamo scavare nessun canale, lo dico alle persone che continuano a credere a queste robe. Io non ho mai detto che dobbiamo scavare canali, continuo a dire, le navi non devono passare più dal canale della Giudecca davanti a San Marco, l'abbiamo detto, sono 6 anni che lo diciamo, solo che i facinorosi vogliono e preferiscono la lotta, tutte queste gazzare piuttosto che le soluzioni dei problemi. Possono passare, come è successo quella volta con le petroliere, che passavano una volta per il canale della Giudecca, andavano dritte sul Vittorio Emanuele e arrivavano alla prima zona industriale di Marghera, questo le petroliere. Una volta poi si è detto sono pericolose, non devono passare per Venezia, hanno scavato un canale, l'hanno chiamato per questo canale dei petroli, non perché c'era il petrolio ma perché passavano le petroliere, e da lì passano tutte le navi che vanno adesso a Porto Marghera. Ho detto già da 6 anni, le navi da crociera devono passare da Malamocco, fanno i canali di petroli, a un certo momento si raccordano su questo Vittorio Emanuele che vi dicevo prima, che è il canale parallelo, lo vedete tutti, parallelo al Ponte della Libertà, che c'è già, è già scavato, non serve fare proprio niente, e arrivano alla marittima. Le navi on port, che sono quelle che a noi interessano, che sono i 5.000 posti di lavoro, non solo caricano migliaia di persone, ma caricano anche le valigie, mezzo traffico aereo del comune di Save, dell'aeroporto, e tutte le derrate alimentari, pesce, frutta, verdura, carne, vino, tutta questa roba qua, che è la nostra economia locale, non possiamo perderla. E gli hanno detto non andremo mai al Lido, lo sanno, ma fanno finta di niente. Sì, ma però scusa, se ormai è partito... Prego, siete partiti, meravigliosi. No, sei disinformato, perché dovresti sapere che alcuni dei progetti... Di la tua idea, dopo dimmi se sono o no disinformato, di la tua idea. E sappiamo che non sai niente di economia. Cosa vuol dire che sono disinformato io? Poi tocca a me. Ma no, non dimmi però se sono o non sono disinformato. No, non devo parlare più, ti ho già spiegato. Il fatto è che fai finta di non sapere le cose, questa è la realtà, questa mi dispiace. Posso?
Grazie. Allora, il turno, sei disinformato, i 2 minuti per favore dalla regia, perfetto. Prego, senatore Casson. Sei disinformato semplicemente perché ci sono alcuni dei progetti presentati all'esame del Ministero dell'Ambiente che prevedono di mantenere la stazione marittima. Allora, quindi tu adesso hai l'occasione pubblica di dire, no, di quello che vuoi fare tu da sindaco, ci vogliamo ascoltare, magari tu dicessi, voglio ancora la marittima, dillo. Ci sono, allora, dillo a loro. Scusa, ci sono dei progetti guarda, io so presentati al Ministero dell'Ambiente che prevedono di mantenerla, siccome rispetto le norme. Ma tu cosa pensi? Fammi finire. Siccome rispetto le norme, rispetto le procedure, quando vengono presentati dei progetti devono essere valutati in maniera specifica. Ci sono alcuni di questi che prevedono di mantenere la stazione marittima, ce ne sono alcuni che parlano di avere una stazione ulteriore fuori dal Borgo del Lido, c'è un altro che parla di Marghera. Allora concludiamo questo iter, ti dico rapidamente, facciamo decidere a chi deve decidere. Ma chi deve decidere se no il sindaco? Ma non chi deve decidere se no i cittadini? Ma chi deve decidere? Ma scusa, ci sono delle norme che prevedono che su queste opere intervenga il livello governativo che decide cosa fare. A livello a Roma. Vabbè, allora se non conosci le norme non so cosa fare. A Roma. No, non è che non conosco le norme, tu vuoi far passare questa idea che non conosco, che non so. Mi dispiace, fai il saputello. Non è questione, sono le leggi, le rispetto anch'io. Sto dicendo, ma non è questione, dai, ma non puoi continuare a dire che non so, dai, 5.000 posti di lavoro stai facendo riperdere. Ti candidi a fare il sindaco. È il sindaco, capito? Devi dire tu cosa ne pensi. E non vuoi dirlo, non lo puoi dire. Se mi fai parlare lo dico. Dillo, magari. Vai. Stai un po' zitto magari, grazie. Allora, sto dicendo che i progetti che sono stati presentati prospettano tutti la possibilità di mantenere l'attività crocieristica, alcuni di questi con l'aumento dei posti di lavoro. La cosa che siccome ci sono delle leggi nello Stato che funzionano e che devono essere rispettate, ma non solo per Venezia, valgono per tutta l'Italia, prevedono una procedura di valutazione di impatto che ha a che fare con l'aspetto industriale, finanziario, economico, imprenditoriale, ambientale e sanitario. La valutazione va fatta in fretta, questo è, e quando ormai il 6 febbraio del 2014 io mi ero fatto primo firmatario di una mozione approvata all'unanimità dal Senato, eccetto uno che ha sbagliato a schiacciare il bottone, per dire che vanno comparate urgentemente, abbiamo dato 3 mesi per queste soluzioni, e il problema è questo, decidiamo e chi può decidere rispetta anche la città e quello che dice, con l'aumento dei posti di lavoro, questa è la situazione. Secondo la legge speciale per Venezia, anche qua mi dispiace dire, però scusa, eri anche Presidente di Confindustria, ci eravamo anche sentiti, sai benissimo quanto ho, tra virgolette, tampinato Confindustria per avere una collaborazione sulla parte finanziaria, ci abbiamo messo qualche mese, e alla fine del 2010, poco prima di Natale, è stato presentato il primo progetto di nuova legge speciale per Venezia, di cui ero il primo firmatario, al quale ha collaborato tutta la città di Venezia, Confindustria, Confesercenti, esperti ambientali, medici, tutti. Poi abbiamo il progetto mio di legge, è stato approvato, è diventato testo unificato, approvato da tutti al Senato, poi è caduta la legislatura, è stato ripresentato con l'integrazione di tutti, compresa Confindustria, si è fermato perché il sindaco di Venezia è stato messo agli arresti domiciliari. Lo vogliamo riprendere, questa è la storia e non sono certo altre. Posso dire adesso, allora, comunque non hai proprio detto dove vuoi mettere queste navi. Stiamo parlando di un'economia seria, adesso i cittadini devono andare a votare, domenica prossima, domenica 14, dovete tornare a votare. Dovete tornare a votare perché qui ci continuano a prendere in giro. Non dicono mai le cose, avessero il coraggio di dire, perché io so cosa ne pensa, perché ho visto cosa ne hai scritto sulle cose, tu vuoi metterle al lido, fuori dalla laguna, questo è il vostro pensiero, quello dei non navi, fuori dalla laguna. Gli abbiamo spiegato, non che non sarebbe bello, ma le compagnie di navigazione gli hanno già scritto, non andranno lì. Ma provate a immaginarvi, ma io faccio appello al buon senso della gente, ma secondo voi, dalla marittima o dalla terraferma, perché da lì arrivano i camion, no? Fin qua ci arriviamo tutti, camion rimorchio di carichi di roba, carichi di valigie che arrivano dall'aeroporto, dovremmo mettere su delle barche che attraversano San Marco o altri posti, non si capisce da che parte, e dovrebbero arrivare al lido per caricare sulle navi. Lo capite che diventa un costo, a parte il danno ambientale su Venezia, che a quel punto diventa doppio, e a quel punto probabilmente diventerebbe utile magari farla sublagunare, perché poi voler vederle bene tutte queste robe qua come nascono. Ma la cosa divertente è che dovremo mettere migliaia di metri cubi di merce dentro delle chiatte che arrivano e barca e sbarca. Questa roba è quella che sto cercando di spiegare ai centri sociali, e sta roba che devono passare per Venezia, per San Marco, non è vera. Per cui io sto dicendo soltanto che mi sento la responsabilità di non perdere 5.000 posti di lavoro. Punto primo. Secondo, la legge speciale.
Caro Felice, dopo 9 anni, credo circa, che sei senatore della Repubblica, prima PM a Venezia, cioè, che cosa hai fatto per Venezia? Perché di questo dobbiamo parlare. Allora, non mi hai parlato delle dimissioni, non l'hai risposto, perché continuo a dire, non hai fatto le dimissioni. Non mi hai detto se farai l'opposizione a tempo pieno, non l'hai detto. Ti ho chiesto dove metti le navi, non me l'hai detto, perché c'è sempre qualcun altro che deve decidere. Io ti dico, parlo per me adesso ai cittadini, dico, io penso che a Venezia devono contare i veneziani. Decidiamo noi e il governo verrà a Venezia ad ascoltarci. Andiamo a votare e stiamo anche attenti alle urne domenica. Andiamo a votare. Allora, fatti informare dai tuoi... Senatore però, Casson, aspetta un la attimo, interrompo un decidiamo un attimo. No, vabbè, Mi ma chiedono... se fa riferimenti diretti No, bisogna no, ma lei le do i 2 rispondere. minuti per rispondere ci sono. Mi chiedono 2 minuti di pubblicità, devo vabbè, darglieli sì. dalla regia, dopodiché torniamo col dibattito, continuiamo a parlare di Venezia, Casson e Brugnaro protagonisti.